Caccia ai banditi che hanno assaltato l'abitazione di Cavallino Treporti ferendo con un colpo di pistola il 33enne che cercava di difendere mamma, papà e nonna. Il giovane in terapia intensiva ha perso molto sangue, almeno 3 gli spari in casa. Continuavano a picchiarci, poi mio figlio ha gridato, mi hanno sparato. Il racconto del papà colpito alla testa dal calcio della pistola, il fratello di Alberto Biondo, una scena terribile. La mamma del 34enne, c'era sangue dappertutto, i nonni all'inizio pensavamo a uno scherzo di carnevale, abbiamo detto toglietevi le maschere. Travolse uccise il campione vicentino Rebellina, la procura d'accordo con la richiesta di patteggiamento a 3 anni e 11 mesi per il camionista tedesco, la difesa chiede anche i domiciliari. La morte di Edoardo Bernardi sconvolge le comunità di Caorle, San Stino e Motta di Livenza, il ricordo di chi lo conosceva e si pensa a una fiaccolata in sua memoria sul luogo della tragedia. Non solo i Velox, nel mirino anche i Dossi, il rallentatore a Casale di Scodosia, nel Padovano la rabbia del sindaco, li rimetteremo, questi incoscienti hanno anche rischiato la vita. A Cortina il via ai lavori della pista da bob in un cantiere blindato per le proteste di associazioni ambientalisti, inizia una mobilitazione permanente. Terzo mandato, dopo la frenata di Salvini, la Lega potrebbe ritirare l'emendamento. Da Forza Italia le parole del ministro Casellati, giusto il limite, non è un atto contro Zaia. Dicevamo i fatti e non possiamo non iniziare dall'assalto nell'abitazione di Cavallino Treporti di ieri, 24 ore fa esattamente, un assalto in piena regola con un 33enne che è finito all'ospedale in terapia intensiva. Appena ho aperto la porta mi hanno dato quel calcio della pistola in testa e da quel momento io istintivamente li ho presi e ho chiamato mio figlio che era sulla stanza in bagno e le ho detto: Alberto, dammi una mano, dammi una mano. Un incubo quello vissuto domenica pomeriggio dalla famiglia Biondo in via Pordelio a Caballarin, frazione di Cavallino Treporti. Alberto Biondo, 33enne, che vive nell'abitazione con i genitori, il fratello e i nonni, è stato ferito da un colpo di pistola per aver tentato di fermare insieme al papà Maurizio, 63enne, la violenza dei 3 rapinatori. In quel momento stava facendo la doccia, ma è accorso immediatamente, richiamato dalle urla e dai rumori della colluttazione fra i malviventi e i familiari. Quando ho tirato su mio figlio, i due che erano giù a terra sono scappati. Sono scappati fuori dalla casa, però è rimasto quello che era giù con la pistola in mano. E io da dietro istintivamente l'ho preso e l'ho tenuto duro finché potevo, ma in quel momento lui quel calcio della pistola faceva così, dietro mi dava i colpi tutti sulla testa, ero tutto pieno di sangue e dicevo a mio figlio: Alberto, dammi una mano, e in quel momento lui mi ha detto: no, non ce la faccio, mi hanno sparato e dopo io ho tenuto finché ho potuto e dopo, quando mi faceva male la testa, ho lasciato, lui è andato indietro e ha caricato la pistola e me l'ha buttata addosso e mi ha detto: se non stai zitto ti uccido. E ha detto: stai zitto perché ti sparo. Erano circa le 18:30 quando i 3 banditi col volto coperto sono entrati da questa porta che in quel momento era semi aperta, e da quel momento per la famiglia Biondo è iniziato il terrore. Al piano terra c'erano i nonni ottantenni, poi casualmente è scesa la mamma di Alberto che si è trovata i 3 di fronte. Io ero sulle scale che scendevo dall'alto, come arrivo dalla porta per andare in cucina, che era chiusa, questo mi abbraccia, erano in 2 e avevano la pistola. E io chiamavo Maurizio e lui: zitta. Mio marito ha sentito subito, è uscito e da lì si hanno preso loro e ha battuto la pistola in testa. Tanto sangue, ma quanto ne ha perso, perché col colpo la palottola che c'era sulla gamba veniva fuori sangue continuo. È stato lo stesso Alberto, nonostante il dolore e l'abbondante perdita di sangue, a chiamare i carabinieri e i soccorsi, giunti sul posto poco dopo con l'elicottero che l'ha portato all'ospedale di Mestre, dove è stato operato al ginocchio. Dopo aver trascorso la notte in terapia intensiva, l'hanno trasferito in ortopedia e nei prossimi giorni sarà nuovamente operato per le fratture femorali. Se non l'avessero scaraventato sulle scale, ha raccontato ancora il padre, almeno uno di loro non l'avrebbe fatta franca. Alberto infatti è noto per la sua corporatura, essendo campione di bodybuilding, anche per questo non ha esitato a difendere la sua famiglia.
Dopo averlo colpito, i 3, che sembra fossero italiani, anche se hanno parlato poco, sono fuggiti a piedi, a mani vuote. Hanno cercato di fermare una macchina con le pistole, ma da quello che hanno detto, però la macchina ha accelerato e è andata via. E dopo non so più niente da dove sono andati. Ma i primi che si sono trovati faccia a faccia con questi delinquenti sono stati i nonni. E se entrai in casa da me basso, dopo se andai da sola non ho visto più. Entrai dentro, dopo trovavo mio figlio e mio nipote che era combattuto. Sono stati i nonni i primi a trovarsi faccia a faccia con i 3 rapinatori che una volta dentro al piano terra gli hanno fatto cenno col dito di stare zitti. Forse erano proprio loro l'obiettivo dei rapinatori, che poi invece sono stati sorpresi dagli altri familiari. Già era violento, già era sì, perché era persone normali. Già era e hai detto stai zitti e basta, qua pistola puntata. Poi i colpi di pistola. Non uno solo. E ne ha ancora colpi di pistola. E già era 3. La nonna di Alberto credeva addirittura si trattasse di uno scherzo in maschera. Credemmo che fosse un scherzo, ma se fosse stata qui roba del carnevale, sa che già incappucciai e fortunai di avere che ne cappia. Ma uno scherzo non era. Poche parole, racconta la nonna, a cui hanno dato alcuni colpi in testa, ma che forse hanno rivelato qualche dettaglio. Miei pare che cappia parlare l'italiano, però dopo ha parlato parole solo. Ha detto sita e che parole che mi pare di aver capito che ha detto Giovanni. In casa non c'era Gianmarco, il fratello minore di Alberto, che è stato subito avvisato. Ero a Jesolo con i miei amici e in quel momento in cui mi hanno chiamato io ho corso con una velocità incredibile a piedi per recuperare la macchina. Sono arrivato con la macchina qui nel nostro giardino, ho visto 2 ambulanze, 3 pattuglie dei carabinieri, sangue su tutte le scale di entrata e quindi non avevo capito ancora, non avevo percepito cosa fosse successo veramente. Nel momento in cui sono arrivato ovviamente ti senti anche un po' in colpa per non essere stato presente. Alberto non me l'aspettavo perché lui è come si può dire, un ragazzo molto introverso, molto tranquillo, anzi odia diciamo la parte del combattimento. Lui è un professionista dal punto di vista del bodybuilding, si allena tutti i giorni e quindi diciamo che la sorpresa per i delinquenti non è stata delle migliori, ecco. Mio padre allo stesso modo ha reagito con una forza che anche ancora adesso gli dico appunto la bravura e il coraggio che hanno avuto entrambi. Poteva andare peggio, poteva esserci scappare la tragedia. Ora è caccia ai rapinatori che sono fuggiti a piedi nella notte. I carabinieri di Cavallino e San Donà hanno passato al setaccio la zona fino a notte fonda anche con l'elicottero, ma al momento dei 3 non c'è traccia. E al setaccio ci sono anche le immagini della videosorveglianza, quella di Cavallino Treporti, una comunità sotto shock. La zona coperta dalle telecamere di videosorveglianza e di filmati che riprendono i banditi sono già nelle mani dei carabinieri. Malviventi che potrebbero avere le ore contate. La comunità si è risvegliata sotto shock. Essendo una piccola comunità, Cavallino Treporti, ci si conosce un po' tutti. Ho ritenuto di andare a casa di queste persone per vedere se avevano bisogno di qualcosa e per sapere le condizioni di salute. Auspico che ci sia un miglioramento notevole del figlio Alberto, e ovviamente il papà è anche già rientrato a casa e quindi questo ci ha fatto molto piacere. Un assalto che lascia una ferita fra i cittadini e soprattutto un senso di impotenza e paura. Preoccupazione però che ci fa anche ben sperare, essendo un territorio molto ben sorvegliato dal punto di vista delle telecamere, che possano esserci degli sviluppi nei prossimi giorni. Auspichiamo infatti che ci sia proprio, che vengano presi questi malviventi anche
anche per renderci tutti un po' più tranquilli. Il sistema di videosorveglianza è stato implementato negli anni e negli ultimi 3 l'accesso alle immagini ai carabinieri è diretto. È stato un via vai nell'abitazione della famiglia, di amici, di parenti e vicini di casa che hanno voluto portare una parola di conforto, residenti che sono esasperati per queste incursioni, non con questa violenza e gravità, ci dice il vicino, ma di furti ce ne sono stati diversi. I carabinieri hanno detto: se entro, che sono in casa, io o loro non vanno fuori. Lei pensa di fare qualcosa, di mettere qualche sistema d'allarme? Sì, però lo faremo, ma tanto i buoi sono fuori adesso. Come ha dormito stanotte dopo quello che è accaduto? Sempre col cuore in gola. Fa un po' specie che tu vai a casa e ti trovi delle persone così armate, diciamo anche per i familiari, per le persone anziane che non sono abituate a queste cose, ti fa venire un po' di magone, insomma. È venuto a salutarli? Un saluto penso che possa essere di conforto in questi momenti. A Vicenza ora per la prima udienza in tribunale per il processo per la morte di Davide Rebellin. Giustizia per il grande campione. Davide Rebellin, la sua tragica morte finisce in tribunale. Oggi a Vicenza si è aperto il processo a carico di Wolfgang Rieke, il camionista tedesco di 63 anni che il 30 novembre del 2022 a Montebello Vicentino travolse e uccise il fuoriclasse veneto del ciclismo. La prima udienza è breve, dura poco più di mezz'ora. I legali del camionista rinnovano l'istanza di patteggiamento dopo che in udienza preliminare l'accordo sulla pena era stato respinto. Noi abbiamo rinnovato l'istanza di patteggiamento, riteniamo che la pena di 3 anni e 11 mesi di detenzione domiciliare sia una pena proporzionata, anzi afflittiva per il fatto. Una vita umana non è mai proporzionata a nulla, perché è evidente. Certo è che si tratta di una grave disattenzione, ma una disattenzione, la persona era alla guida, guidava 25 km all'ora, non ha visto l'impatto con il ciclista che stava passando. Credo che il signor Rieke, che si è costituito, è venuto perché bisogna ricordare che quando ha saputo del male è stato sottoposto a un procedimento penale, si è presentato al Brennero, è in carcere da 7 mesi, Abbiamo risarcito tempestivamente, anche qui 840.000 euro, 20.000 euro, quanti sono, non compensano una vita umana, questo siamo d'accordo, però ci siamo dati a fare anche con l'aiuto della famiglia, in modo che la famiglia possa avere un ristoro di fronte a questa tragedia. Il patteggiamento a 3 anni e 11 mesi trova d'accordo anche il pubblico ministero, l'accusa dà il suo assenso. La difesa ha anche chiesto la conversione della pena con la detenzione domiciliare. La famiglia di Davide Rebellin sarebbe comunque soddisfatta di quello che è stato il corso della giustizia fino ad oggi. La famiglia, diciamo, è senz'altro, come abbiamo sempre detto, senz'altro soddisfatta per quello che è stato fatto. Si pensava all'inizio che il camionista se ne fosse andato in Germania e da lì non lo si sarebbe più visto, invece la procura ha fatto un lavoro, devo dire, ottimo, ha ottenuto la consegna in Italia, è stato portato in carcere, lì è rimasto, quindi è stato fatto un lavoro ottimo. Il camionista tedesco oggi ha rilasciato delle dichiarazioni spontanee, ha detto di essere molto dispiaciuto per quanto accaduto e ha chiesto scusa alla famiglia di Davide Rebellin. Adesso non resta che attendere quale sarà la decisione del tribunale che l'11 marzo dovrà esprimersi non solo sul patteggiamento ma anche sulla richiesta di sostituzione della misura cautelare in carcere con gli arresti domiciliari in un appartamento del Trevigiano. Abbiamo richiesto anche nel frattempo che i giudici decideranno una revoca, o meglio una sostituzione della misura cautelare attualmente in atto, che è quella della detenzione in carcere, con gli arresti domiciliari. Noi ovviamente come difensori delle persone offese non possiamo che rimanere in attesa, prendere atto e vedremo quello che succederà alla prossima udienza dell'11 marzo, dove appunto verrà deciso se è stata accettata o meno questa richiesta di patteggiamento. E rimaniamo sulle strade del Veneto. Ieri la morte a San Stino di Livenza di Edoardo Bernardi. Aveva soltanto 19 anni e oggi a ricordarlo sono davvero in tanti.
Si pensa già ad una fiaccolata nella strada dove ha perso la vita a soli 19 anni Edoardo Bernardi. A dirlo Romina Ceccato, presidente dell'associazione Alba, che si è sentita nelle ultime ore con la mamma di Edoardo, Maria Celeprin, ancora sotto shock per la morte improvvisa del figlio. Una scia di luci per ricordare Edoardo e per porre ancora una volta l'attenzione sul tema della sicurezza stradale dopo l'ennesima morte sulle vie del Veneto. Erano circa le 13:30 quando Edoardo stava percorrendo a bordo della sua moto un Honda CB 650R la strada metropolitana 59 che da San Stino di Livenza porta verso Porto Santa Margherita, località di Caorle dove si era trasferito da poco con la famiglia. Edoardo frequentava l'ultimo anno del liceo economico sociale al Marco Belli di Portogruaro, dove a giugno si sarebbe diplomato. Quando alcuni docenti sono entrati nelle loro classi per fare una classica lezione, hanno visto studenti piangere, lì abbiamo capito quanto lui all'interno dell'istituto fosse conosciuto. Sapeva intessere buone relazioni, belle relazioni, era un ragazzo di compagnia e viveva la compagnia in modo sano. Edoardo era schietto, era una persona genuina, sincera. Quando lo guardavi, quando lo vedevi, riuscivi a capire chi lui era. Questa mattina in classe i compagni e amici si sono raccolti attorno al banco di Edoardo, rimasto vuoto. Ognuno di loro, penna alla mano, ha scritto un suo ricordo. Come studenti oggi abbiamo fatto un'attività un po' terapeutica, ecco, se così si può chiamare. Quando ci siamo incontrati questa mattina, ovviamente il pianto è stato un po' l'accoglienza. Ne è uscito fuori un ritratto di Edoardo, giustamente vissuto da loro come un grande amico, una sottolineatura che molti hanno fatto e direi molto importante, che nei momenti in cui loro potevano trovarsi in difficoltà hanno trovato in Edoardo una persona con la quale ci si poteva confidare. Appassionato delle due ruote, per molto tempo aveva frequentato la società sportiva di ciclismo Mottense, praticando per anni anche da agonista. Sono scosso anch'io. Lui ha iniziato con noi da giovanissimo, con la Mottense, ha fatto 2 anni di esordiente, 2 anni di allievo e poi ha deciso di smettere a correre. È a bordo della sua bicicletta che la società lo ricorda con un post commosso. Tante le persone che sotto hanno lasciato una parola di conforto, anche la famiglia sconvolta dal dolore. Lo legava la marca all'attività di cui il padre è un socio, il pub ai Templari di Susegana, dove ogni tanto lavorava. Ancora da definire la data dei funerali. Ma sulle strade del Veneto continuano anche i vandalismi. Era successo in alcuni comuni della provincia di Verona, ma anche nella Marca trevigiana e ora a Casale di Scodosia nella Bassa Padovana. Qualcuno, nella notte, ha smontato 3 dossi rallentatori posizionati lungo via Ferraresi e via Argine, lunghi rettilinei fuori dal centro del paese. Lo ha fatto mentre nella zona c'era una nebbia fittissima, togliendo decine di lunghe viti e gettando nel fosso i pezzi, ma rischiando la vita. Questi ragazzi o queste persone che si sono messi in mezzo alla strada di notte con la nebbia del sabato mattina che era fortissima, hanno messo a repentaglio la loro vita per fare un gesto così di dissenso, di dissuasori di velocità che per carità possono dar fastidio, però andare a mettere a repentaglio la loro vita per fare così un gesto di protesta mi sembra molto eccessivo. I dossi saranno prontamente rimessi al loro posto nelle prossime ore ed erano stati installati su richiesta dei residenti che avevano presentato una raccolta firme, preoccupati per i pericoli che derivavano dalla velocità di auto e mezzi pesanti. Li rimetteremo subito al più presto possibile, nel tempo che le imprese arrivano di nuovo e vengono rimessi di nuovo subito. Diciamo che noi questi dossi sono stati messi anche perché ci sono stati chiesti dalla cittadinanza. Ci sono stati dei cittadini in questa strada che sono venuti a lamentarsi che non riuscivano a uscire di casa e avevano paura per i loro figli. In quella zona si erano verificati incidenti gravi, anche mortali, calati ora dell'80% e trasformati in semplici tamponamenti senza conseguenze. Se qualcuno vuole protestare, conclude il sindaco, lo faccia venendo nel mio ufficio. Le porte sono aperte. Per noi la pubblicità fra poco.
Di nuovo in diretta per salire a Cortina, dove oggi dovevano iniziare i lavori per la pista da bob. È andata in scena la protesta ambientalista. Pista Eugenio Monti di Cortina fa discutere, devono cominciare i lavori. Oggi un presidio per protestare, però a dire la verità, guardando i partecipanti, non tanti e soprattutto pochissimi di Cortina. Tante le sigle ambientaliste riunitesi a Cortina per protestare contro la costruzione della pista da bob. Quasi altrettanti gli appartenenti delle forze dell'ordine a scongiurare il rischio di disordini che per fortuna non si sono minimamente registrati. Quella che era la Eugenio Monti del 1956 oggi è un corridoio in terra battuta e chi manifestava inorridisce al pensiero della cementificazione. Noi speriamo che qualche ritardo ancora gli impedisca di fare. I tempi sono assolutamente impossibili. La pista di bob dei Giochi Olimpici moderni è costruita più in fretta fino ad ora, è stata costruita con 250 giorni in più. Dito puntato sui costi, lievitati a dismisura. C'erano state promesse Olimpiadi a costo zero e i conti che abbiamo fatto ad oggi sono solo conteggi istituzionali, quindi spese previste da regioni o dallo Stato italiano. Siamo in prossimità di 6 miliardi di spesa. Qui si spenderanno 128 milioni di euro quando la vecchia pista era stata chiusa già nel 2008 e solo la gestione della pista costerà 1.400.000 euro all'anno a un comune piccolo di 5.800 abitanti come Cortina d'Ampezza. Assente o quasi la politica ed i suoi rappresentanti, tranne chi su questo lato del fronte si è sempre schierato. Non si può pensare di spendere 120 milioni di soldi pubblici quando la sanità bellunese è allo stremo, addirittura i tecnici dicono che dovranno essere ridotte le strutture a causa delle continue perdite dell'ULSS e non è possibile spendere 120 milioni di euro per una pista da bob quando l'intero sistema scolastico del Veneto ha ricevuto meno fondi, meno di questi fondi dai fondi europei del PNRR. Dobbiamo avere delle priorità politiche e qui la battaglia non è soltanto ambientale ma è economica e sociale. Buttiamo 120 milioni di euro che capisco che non si possono trasferire agli ospedali come qualcuno vorrebbe, però non si possono nemmeno buttare così. Intanto la pista che c'era non c'è più e per quella che ci dovrebbe essere non è ancora stata posata la fatidica prima pietra. A raccontare quello che era e quello che potrebbe essere, accompagnando i manifestanti lungo il percorso, è chi quegli anni ruggenti li visse in assenza di tecnologia, comunicando al telefono e allo speaker il passaggio degli atleti. A Cortina d'Ampezzo, dove ci sono grossi problemi di alloggiare gli atleti sempre, sia in stagione che in fuori stagione dove gli alberghi sono chiusi, su un pendio come il nostro a solo i 1200 metri dove fa troppo caldo, dove la temperatura è sconveniente per fare il bob. A San Moritz sono a 1800 e hanno la pista tutta girata a nord. E allora lì tiene addirittura in naturale fino adesso. Qui da noi invece lo vedete, siamo a metà febbraio e neve non ce n'è quasi più. L'altro fronte caldo, caldissimo, è quello del terzo mandato. Come sapete c'è un emendamento in Parlamento presentato dalla Lega, ne ha parlato oggi a Padova la ministra Casellati, che ha ribadito il no di Forza Italia, pur confermando come vi sia un'interlocuzione in corso, una strada quindi che appare sempre più in salita. E da Venezia nel fine settimana è intervenuto anche Matteo Renzi. Tutti i temi che affronteremo nel corso dei nostri telegiornali. Mi fermo qui, è tutto per il Veneto, c'è il meteo, buona serata. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori. Previsioni per martedì 20 febbraio. Sul Veneto tempo buono grazie alla presenza dell'alta pressione. Nuvolosità variabile fino al primo mattino con qualche addensamento, in seguito cielo poco o parzialmente nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Foschie e nebbie in pianura nelle ore più fredde. Temperature stazionarie e miti, minime tra 4 e 7, massime su 14-15 gradi. Sul Friuli Venezia Giulia di primo mattino cielo nuvoloso, poi via via più sereno. Di notte possibili foschie o nebbie su bassa pianura e costa. Temperature minime tra 5 e 6 gradi, massime sui 13-15 gradi.
Sul Trentino Alto Adige ampio soleggiamento ovunque con cielo al massimo poco nuvoloso. Temperature minime tra 0 e 5 gradi, massime sui 15-16 gradi. Dal meteo è tutto, arrivederci. Cooperativa Agricola Volpago offre carni fresche e selezionate di prima qualità, senza uso di antibiotici, direttamente dagli allevamenti locali dei nostri soci allevatori.